Continuiamo a lavorare, ci siamo detti chiaramente di intensificare ulteriormente i controlli e per questo ringrazio sia la Polizia Locale che la Questura di Treviso che il Comando Provinciale dei Carabinieri della Guardia di Finanza, perché tutti insieme vogliamo dare una risposta importante. Tira le somme del vertice in prefettura il sindaco di Treviso Mario Conte alla vigilia di festività natalizie che si preannunciano sorvegliate speciali con più uomini e dispositivi soprattutto in chiave anti-baby gang nelle zone frequentate dai giovani e questo nelle ore in cui si circoscrivono ulteriormente i fatti di Porta San Tommaso con l'aggressione del branco sabato sera ai danni di 4 ragazzi, indagini che nelle scorse ore hanno portato gli agenti della mobile a individuare altri 2 presunti responsabili, 2 minorenni con precedenti sia in materia di reati contro la persona che contro il patrimonio. In tutto sono 6 soggetti al momento identificati, 5 gli under 18, quasi tutti sono noti per le loro scorribande. Anche per questo nella nota della Questura si dice chiaramente che si stanno valutando delle misure di polizia, quelle per intenderci introdotte dal decreto Caivano, il riferimento implicito è ai DASPO, ora applicabili anche ai 14enni, ma sullo strumento lo stesso sindaco pare nutrire seri dubbi. Io voglio che coloro che si rendono protagonisti di violenza e che mettono a rischio anche la vita di altri ragazzi, come nel caso in particolare di uno degli aggrediti, finiscano in galera. Cioè DASPI urbani, fogli di via, percorsi di recupero nella società civile e in libertà, io non li voglio più. È evidente che non funzionano e c'è un senso di impunità che sta accompagnando questi delinquenti, giovani delinquenti, nella loro vita quotidiana. Allora deve finire questo. Mario Conte che torna anche a chiedere l'abbassamento dell'età minima per la punibilità, tema sentitissimo come testimonia anche l'esito del sondaggio di Ring con oltre il 97% dei partecipanti che si dice favorevole, ma a parlare pure la mamma del 19enne che ha riportato le ferite più gravi, ora ricoverato per un'operazione alla mascella al Cafoncello. Ringrazio la Questura, dice la donna, che chiede misure cautelari per gli aggressori del figlio perché soggetti pericolosi, chiedono misure drastiche anche i gestori dei locali, così Marta Casarin, titolare di un bar proprio a Porta San Tommaso. Non si è tranquilli e non è giusto. Per noi esercenti che vorremmo semplicemente fare il nostro lavoro, mi auguro che vengano presi provvedimenti per queste persone. Intanto in questo locale la linea, chiamiamola anti-Maranza, ha funzionato. Nel momento in cui hanno iniziato a venire da questa parte, diciamo, della città, hanno tentato più sere di chiedere da bere e io, a parte il fatto che la maggior parte sono minorenni e di conseguenza noi non possiamo dare da bere ai minorenni, e anche per gli altri mi sono rifiutata di dargli